Vangelo secondo Giovanna. Capitolo 8. Gesù è la donna adultera. Gesù tanto si insegna in coppa monte dell'Olivo, ma prima mattina, quando stava per schiera giorno, Gesù tornò in altra volta in tempio, perché tutto il popolo era innanzi a essa per sentire la parola di Dio. E essa assettata si metteva a lezionare tutta quella gente. Tutte i mastri della legge e certi farisei portavano innanzi a essa una femmina, che era stata govana, come si dice, un coppo fatta. Buttavano quella femmina con violenza innanzi ai piedi suoi e le ricettano: Maestro, che sta femmina è stata incolta un coppo fatta. Veramente metteva il corno al marito suo. Mosè rinda legge, ha comandato a noi e a cirre quel prete, e femmina come a questa. E tu, che ne pensi? Parlavano così per incastagnare Gesù e per fare rindere un mastrilla innanzi a tutta quella gente, perché volevano lasciare un motivo per accusare Gesù e per lavare attorno. Gesù invece non ne rispondette. Si chiai per terra e con l'urita cominciò a scrivere rinda pure. Ma proprio perché tutti chi farisei o incrociavano perché desse una risposta a tutte le domande loro. Gesù, per non sentire più aizzare capo sua a terra, ricetta allora: chi voi è senza peccato, buttasse la prima prete in quella che sta femmina. Poi si chiai un'altra volta in terra e continuò a scrivere per terra. Quando sentettero queste parole Gesù, tutti quelli farisei si niettano là, uno troppo nata, cominciando tutti quelli che erano più vecchi in mezzo a loro, zina a quelli che erano più giovani. Ropp, hanno poco rimanette solo Gesù che la femmina. Gesù si sussetta a terra e ricetta a quella femmina: modo so chiude tutte quelle persone che ti volevano accidere appretate. Nessuno è loro da condannata. Nessuno, signor, le rispondette quella femmina. E beh, manchi te condanna, le ricette Gesù, ma a questo momento non pecca mai più. Gesù a luce del mondo. Gesù si mettette una volta a parlare con la gente in do tempio e ricette allora: io so luce di questo mondo, chi viene appresso a me non camminerà mai in oscurore, anzi sarà regnuto e tutta la luce della vita. E subito farisei le ricettano, tutte quelle che tu dici un cuore a te, per noi non conta niente, perché nessuno può parlare a favore tuo. Gesù rispondette a loro dicendo: pure se mi mettesse a parlare a me stesso, tutte quelle che io sto dicendo è vero, perché io saccio a dove sono venuto e saccio pure a dove vaga. E questo voi non lo sapete. Voi giudicate secondo la carne, perché la che vedete con l'occhio vostro. Io invece non giudico mai a nessuno. Eppure se mi mettesse a giudicare qualcuno, chi lo giudizio mio è sempre giusto, perché non so mai solo a giudicare, perché insieme con me che non c'è sto padre che mi ha mandato qua. Pure in la legge vostra sta scritto che l'attestazione di due persone conta assai. E beh, se io parlo per me stessa, è perché pure il padre che mi ha mandato qua parla a favore mio. E subito che li farisei la dimandano: ma dove sta chi stupato tu? E Gesù rispondette a loro ricette: voi parlate così perché non conoscete a me e non conoscete manco il padre mio. Se voi sapeste buono chi sono chi, voi conoscereste pure il padre mio. A così parlai Gesù, veramente stava in do tempio, proprio in da camera del tesoro, e nessuno loro le mettette in mano in gola, perché non era ancora arrivato all'ora sua. Chi è Gesù? Poi Gesù tornò a ridere a loro: io me ne vaga, e voi non sarete capaci di mi trovare, e morirete tutto quanto in dei peccati vostri, perché a dove io voi non potrete venire. E tutti che li giurei l'uno con l'altro si dicevano: può essere che te in capo e s'accidere, perché si dice a dove io voi non potrete venire. Gesù ricette allora: voi siete questa terra, io invece vengo a cielo. Voi appartenete a questo mondo, io invece non appartengo a questo mondo. Va giritta che morirete tutti in dei peccati vostri, perché se non credete che io sono, morirete tutto quanto in dei peccati vostri. Ma tu chi sei veramente? Le ricettano subito tutti quelli farisei. Voi sto dicendo da tanto tempo, ma voi non volete capire. Io tenesse ancora tante cose a dicere e giuro che ancora a tutte quelle che voi state facendo, ma quello che mi ha mandato qua dice solo la verità. E dico a questo mondo tutte quelle che ha gentito quando stava vicino a quello che mi ha mandato qua. Loro tanno non capettano che Gesù parlava pro padre suo. Poi ricetta ancora a loro: quando hai zarita a terra figlio dell'uomo, solo tanto potrete capire che io sono, e potrete capire pure che io non faccio niente per conto mio, perché vi dico tutto che l'occupato mi ha imparato a me. E poi vi do pure a sapere che quello che mi ha mandato qua sta sempre insieme con me e non mi lascia mai solo, perché io faccio sempre tutto quello che fa piacere a essa. A così parlai Gesù innanzi a tutti chi li giurei, e parecchi a loro che lo sentevano.
a cominciare a credere. Tan a essa. Sulla fede in Gesù salva. Dopo tutte queste parole, Gesù, parecchi giurei a cominciare a credere in essa. E Gesù, a tutti quelli che hanno creduto in essa, ricetta: se Roma rita, arredicate in te parole mie, sarete veramente discepoli miei, perché conoscerete la verità, e questa verità vi farà diventare liberi. Noi siamo discendenti di Abramo, rispondette a tutti quelli, e non siamo mai stati sotto schiaffo di nessuno. Come fai tu a rigere a noi a diventare liberi? Io vi posso assicurare, ricetta Gesù allora, che tutti quelli che fanno i peccati diventano schiavi del peccato, e non schiavo non può rimanere per sempre in da casa del padrone suo. Un figlio invece rimane per sempre, perché si frega, se il figlio vi farà diventare libero, voi sarete veramente liberi. E i figli Abramo e i figli Roriapolo. Io so che voi siete discendenti di Abramo, ricetta ancora Gesù allora, ma volete accire perché la parola mia non sta in cuore vostro. Io vi dico che la che vi sta vicino al padre mio. Mettetevi a fare pure voi che la che avete in Dio il padre vostro. O padre nostro è Abramo, ricettano subito chi li giurei. Va buono, rispondette Gesù allora. Se veramente siete figli di Abramo, mettetevi a fare l'opera che sono degni di Abramo. Voi invece state trovando ogni motivo per macirere solo perché ha giurito a voi che la verità che ha giù sentito a Dio. Che sta Abramo non l'ha mai fatta. Mettetevi a fare perché è l'opera del padre vostro. Noi non siamo figli bastardi. Noi teniamo un padre solo, che è Dio, rispondette loro. Se Dio fosse veramente un padre vostro, ricetta allora Gesù, vi sto certamente bene pure a me, perché sono cresciuto a Dio e sono venuto a Dio. Io non sono venuto qua a piacere mio, ma se disse che mi ha mandato qua, mezzo a voi. Volete, continuò Gesù, che vi dico pure perché voi non capite niente di tutto quello che sto dicendo a voi. Ma è chiaro, perché voi siete tante chiacchiere e non volete stare a sentire la parola mia. Voi dite per patoriapola e vi sforzate a fare tutto quello che il padre vostro desidera a voi. Chi sta quando è stato creato il mondo ha sempre potuto accidere l'uomo e non è stata mai a parte la verità, perché la verità non può assistere in essa. Chi sta solo quando dice bugie e fa vezzarie fa capire veramente che panna veste, perché è solo un imbruglione assai rossa. Anzi, è o padre tutto imbruglia che si fanno in coppa a sta terra. Io invece che avrei solo la verità, voi non volete credere in da me. Chi è voi per me può accusare il peccato? E se vi dica la verità, perché non volete credere in da me? O motivo è troppo chiaro, chi appartiene a Dio sente sempre tutte le parole di Dio, voi invece non volete sentire, perché non appartenete a Dio. Gesù parla di esistenza eterna. Tutti che li giurei rispondettero a Gesù, ricettano: oh non avevamo ragione noi quando dicevamo che tu sei un pazzo e che tieni un diavolo in corpo. Io non so pazzo e non tengo nessun diavolo in corpo, rispondette allora Gesù, perché regna sempre a loro padre mio, e voi invece mi state regnando ai fedenzie. Non va a cacciare una roglia mia, perché non sta già nata che si importa la roglia mia. E essa è chi che giudica tutte le cose. Io vi dico solamente che chi si darà la parola mia non morirà mai. E subito tutti quelli contrari si ricettano: ma siamo sicuri che tu sia vero un pazzo e che tieni un diavolo in corpo. Abramo è morto, eppure tutti i profeti sono morti. E tu ti metti a rigere a noi, chi sente la parola mia non morirà mai. Fosse tu mo più grosso Abramo, o padre nostro che è morto. Pure tutti i profeti sono morti. Ma tu chi ti credi essere? Se vuole essere la roglia a me stessa, rispondette allora Gesù, la roglia mia non conterà niente. Ci sta invece quello che sta regnando le roglie, che è il padre mio, che voi dicite, è il Dio nostro, e non lo conoscete. Io invece lo conosco assai buono, e se dicesse pure io che non lo conosco, sarei pure in un bugiardo come a voi. Io non solo lo conosco, ma metto in pratica pure tutta la parola sua. Abramo, padre vostro, sarà creato in speranza per questo giorno. O verette e facette pure una rossa festa. Ma come le ricette tutti che li giurei, tu non tieni manco 50 anni e tieni il coraggio di dire a noi che tu hai visto Abramo, padre nostro. Sì, rispondette Gesù allora, io vi posso dire con certezza che prima che Abramo nascesse, io già esisteva. Tutti che li giurei, quando sentettene che queste parole, affarai in rinde mano loro e prete, a terra per buttare un gol a Gesù. Issa invece se nascondette e furacchia, se nascette fuori, a rinda a chi lo tempio.